Il reparto di cardiologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento compie un importante passo nella direzione della modernizzazione e dell'innovazione tecnologica. Da qualche giorno, infatti, i dispositivi cardiaci impiantati nel centro di aritmologia dell'unità complessa diretta da Giuseppe Caramanno possono essere controllati da remoto. Grazie a un dispositivo già consegnato ai primi 40 pazienti portatori di defibrillatori e pacemaker biventricolari, è adesso possibile un monitoraggio telemetrico a distanza, che consente la trasmissione dei dati direttamente al reparto di cardiologia di Agrigento. Il nuovo sistema di rilevazione permette di tenere ancor più sotto controllo i pazienti e controllarli immediatamente in caso di problemi rilevati dall'apparecchiatura. Da sempre punto di riferimento per l'impiantistica di pacemaker e defibrillatori, con circa 300 procedure all'anno, il reparto dispone anche da circa un anno di uno specifico ambulatorio cardiologico dedicato ai pazienti con problematiche aritmiche. In questo contesto, grazie soprattutto all'impegno dei dottori Catalano, Di Rosa e Casalicchio, si è riusciti a diversificare progressivamente l'attività grazie all'impianto di defibrillatori sottocutanei, monitor cardiaci e all'avvio del trattamento delle aritmie cardiache mediante l'ablazione e la radiofrequenza. L'innovazione tecnologica applicata ai reparti di cura, afferma il commissario straordinario dell'ASP, Mario Zappia, si traduce in un vero progresso e produce risultati tangibili nell'incrementare la qualità delle prestazioni erogate. Con questa consapevolezza l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento sta investendo risorse importanti al fine di dotare i reparti ospedalieri di strumenti e attrezzature di ultima generazione.